Spacciavano anche vicino alle scuole due gambiani ed un nigeriano arrestati dai carabinieri di Portogruaro con l'accusa di detenzione e traffico di stupefacenti in concorso. Secondo l'indagine condotta da gennaio a maggio, tra eroina, hashish e marijuana, i tre indagati gestivano una rete di spaccio che nel Veneto orientale andava dalle località balneari agli istituti scolastici. Ha portato invece a tre espulsioni l'operazione Interforze condotta da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, prevalentemente instabili e abbandonati a Jesolo e a Lido di Venezia. Un pluripregiudicato tunisino di circa 30 anni è stato trasferito dai carabinieri in un centro di permanenza per il rimpatrio in provincia di Potenza. Un sessantenne, anche lui tunisino e con diversi precedenti, al CPR di Gradisca di Sonzo. Ad un 27enne marocchino, già colpito dal decreto di espulsione, è stato ordinato di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Complessivamente sono quasi 70 le espulsioni effettuate dalla Polizia di Stato di Venezia dall'inizio dell'anno.